del toponimo Marghera deriverebbe, secondo una fantasiosa tradizione popolare, da Mar Ghegera, a indicare la zona paludosa destinata a ospitare il porto. In realtà sappiamo che il nome riportato sui documenti e cronache medievali era Mergaria, forse affine all'etimologia latina mergo, immergere, col significato di luogo ove è possibile affondare i relitti. Quindi più tardi Malghera, con la consonante liquida oscillante fra R e L, a indicare un borgo originario a est di Campalto, non lontano da San Giuliano, l'odierno San Giuliano. L'ampia documentazione fotografica dedicata da Giacomelli alla costruzione del porto e del quartiere residenziale di Marghera all'inizio del secolo scorso ci riporta agli anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale. I lavori per edificare la cosiddetta città giardino ebbero inizio nel 1921. Il piano regolatore venne affidato all'ingegner Pietro Emilio Emmer, che si ispirò all'inglese Ebenezer Howard e al suo modello di insediamento urbano immerso nel verde. In base al progetto si sarebbero dovute costruire case salubri e accoglienti per ospitare i veneziani che sarebbero andati a lavorare nelle fabbriche, ovviando anche ai problemi di sovrappopolazione che angustiavano il centro storico. Emmer concepì un centro caratterizzato da ampi spazi e molta vegetazione. Era stato progettato un grande viale alberato, largo 80 metri e lungo 700, da cui si sarebbero diramate laterali larghe 26 metri, con aiuole che dividevano la strada dal marciapiede. I giardini privati dovevano essere almeno 4 volte più estesi dell'edificio annesso. Inoltre ogni edificio non poteva distare meno di 15 metri dagli edifici vicini e non poteva superare i 3 piani. Il piano sfumò quando il Comune di Venezia smise di finanziare il progetto a causa della scarsità di fondi. Le fabbriche, contrariamente al previsto, finirono per assumere soprattutto personale residente nelle zone limitrofe, facendo saltare la connessione fra la zona industriale e il quartiere residenziale. A questo punto le norme previste dal progetto verranno via via abbandonate. L'obiettivo di Giacomelli setaccia i primi interventi di bonifica, tracciamento viario e impegno delle aree edificabili previste dal progetto originario, in una serie di lastre di vetro che rappresentano un vero unicum nella documentazione fotografica della storia cittadina del secolo scorso.